Siete più bravi di me. C'è qualche altra domanda? Una domanda qua? Dov'è? Ecco. Qua. Hai intenzione di sposarti con Alice? Che domanda t'ha fatto lei? Sposarti è un parolone, secondo me. È ancora molto giovane, Ancora molto giovane. c'ha ancora tante cose da fare. Tante cose da fare. Però le dice in futuro, Sì. sì, In futuro, boh, chi lo sa. meglio non fare... È sveglia, molto sveglia. Direi Quanti proprio anni di hai? Marica. Marica, 11 anni. Io a 11 anni stavo nel letto, questo... Preparate qualche altra domanda per dopo. Lei dice sposami, sposami. Eccola. Prima ti ha chiesto se uscivi con lei stasera, adesso addirittura ti dice sposami. Di questo passo non lo so dove devo finire, Luca. Tra un po' dirà facciamo un figlio. E se la ride molto. Vai! Ogni giorno sempre uguale, quante scuse, quante storie, vieni in fretta a casa e scappi via. Non parliamo più da tempo, il tuo sguardo è sempre assente, non chiedi più nemmeno come stai. Non ti accorgi quanto mi fai male, dillo che c'è un altro posto lì. Vai, e vivi la tua vita come vuoi. Sono stanco di aspettare, ho paura di affondare, giuro che non ce la faccio più. Non c'è un'altra via d'uscita, sai di essere importante, sei già come molto di più. Vuoto dentro sento che mi manchi, ma io mi arrendo, non mi fermerò. Vai, non voltarti, vai e vivi la tua vita come vuoi. Io non mi fermerò, ho già toccato il fondo, cosa vuoi? La febbre dell'amore ha già chiamato me, non c'è niente da fare, mi hai già distrutto il cuore. Vai, non voltarti, vai e vivi la tua vita come vuoi. Però non sei più al centro dei pensieri miei. Vai. Grazie.